L'opera di cui parliamo oggi è la banchina di allestimento, la cosiddetta opera D, all'interno del comparto industriale portuale di Genova Sestri. Nell'ottobre del 2024 abbiamo avviato i lavori per la realizzazione di quest'opera, che è stata concepita come estensione del molo esistente e nasce da uno studio volto a massimizzare la lunghezza delle navi che possono essere, ormeggiate in questa banchina. L'opera si compone di una banchina che ha una lunghezza di circa 315 metri, un ampliamento delle aree a disposizione per la logistica di cantiere di circa 15.000 metri quadrati e dal punto di vista costruttivo l'opera ha previsto contestualmente alla demolizione della parte della testata anche la messa in parallelo delle attività e quindi la costruzione è andata di pari passo con la demolizione dell'esistente. È stato anche concepito l'opera con l'inserimento di una serie di elementi prefabbricati, quindi non solo elementi gettati in opera ma elementi prefabbricati per traguardare il rispetto delle tempistiche, ovviamente senza rinunciare agli standard qualitativi richiesti per un'opera di questo tipo. L'intervento è stato anche portato avanti con il completamento della pavimentazione, l'inserimento di arredi di banchina, l'installazione di una torre scala dedicata alle attività di allestimento, una cabina elettrica in grado anche di alimentare lo shore to ship, l'inserimento all'interno di un cunicolo di una serie di impianti di natura elettrica e meccanica. Tutto questo è stato fatto per dar guardare alla fine lavori entro gennaio 2026. Quindi in 15 mesi noi abbiamo realizzato un'opera di circa 60 milioni di euro che è stata realizzata appunto per consentire alla costo di una nave che fuoriusciva, una commessa attiva da parte di cantieri che aveva determinate tempistiche da rispettare, che usciva fuori dal bacino di carenaggio e che si accostava a questa banchina. Non abbiamo subito variazioni di budget, quindi abbiamo rispettato gli standard qualitativi, i tempi e i costi. È un fiore all'occhiello del programma straordinario. Oltre alla macchina di allestimento abbiamo anche il bacino di carenaggio, che è la zona in cui mi trovo adesso. Le dimensioni sono 400 metri di lunghezza per 60 di larghezza, nella parte terminale 80 metri di larghezza, per consentire l'ingresso di navi di ultima generazione. Parliamo di navi che hanno lunghezza fuori tutto di 380 metri, larghezza 50 metri e un pescaggio di 10 metri. Oltre a questo intervento facciamo anche un dragaggio molto significativo, parliamo di circa 200.000 metri cubi che vengono dragati al di fuori del bacino. Il materiale dragato viene poi conferito all'interno delle celle dei cassoni della diga secondo il principio del rispetto dell'economia circolare. Quindi il materiale che noi ricaviamo da quest'opera viene poi utilizzato per andare a realizzare anche un'opera molto importante con cui in qualche modo è connessa. La costruzione di queste opere vengono eseguite con macchine tra le più all'avanguardia a livello mondiale. Attualmente siamo pienamente concentrati nella sola costruzione dell'opera C, in quanto l'opera D, ovvero la nuova banchina di allestimento con piazzale annesso, è stata ultimata lo scorso anno, opera che abbiamo realizzato in un tempo record, dove sono stati posati circa 2.000 elementi prefabbricati, utilizzati circa 13.000 metri cubi di calcestruzzo e altrettante tonnellate di acciaio di armatura. Aver terminato l'opera D, ovvero la nuova banchina di allestimento, nei tempi record ha fatto sì che tutte le maestranze e tutto lo staff di supporto tecnico adesso si può concentrare sulla costruzione di questo nuovo mega bacino che richiede altissima competenza e un elevato grado di attenzione.